PDL 116 sulle minoranze, ieri il Consiglio regionale ha approvato appunto questo progetto di legge. Cosa vuol dire? Che noi veneti siamo una minoranza, quindi siamo di serie B, oppure in realtà qualcosa cambia e forse chissà, possiamo un giorno anche noi avere i privilegi per esempio che ha Trento o Bolzano? Infatti questa importante approvazione del 116 ci porta a fare un ulteriore passo avanti verso la nostra richiesta di autonomia. Come sapete, tra qualche mese i veneti per la prima volta in Italia verranno chiamati ad esprimere il loro parere sulla possibilità che la nostra regione possa avere una maggiore autonomia. Anche il 116 ci ha fatto capire che noi siamo qualcosa di diverso rispetto al resto d'Italia e che abbiamo bisogno di tutelare noi stessi, i nostri figli, il nostro futuro in maniera appropriata. Quindi il riconoscimento di minoranza nazionale non è una discriminazione, ma anzi un riconoscimento che ci permetterà di far luce finalmente sul fatto che a noi veneti spetta maggior rispetto, maggiore autonomia e maggior capacità di incidere sul nostro territorio e sul nostro futuro. Ecco, andremo quindi probabilmente alle urne. Il Presidente Zaia ha detto entro sicuramente i primi 6 mesi del prossimo anno, magari un election day, una giornata dove si possa votare se si andrà alle urne per il dopo referendum e in contemporanea anche quindi per l'autonomia. Quindi che cosa potrebbe veramente cambiare per noi? In questa fase così concitata della politica nazionale non è ben chiaro se andremo a votare a breve, tra pochi mesi, non si sa con quale legge elettorale, se andremo più avanti entro 6 mesi oppure chissà se qualcuno si inventerà qualche sortileggio per arrivare alla scadenza naturale che sarebbe il 2018. Noi aspettiamo di capire quale sarà la data delle elezioni politiche per riuscire ad agganciare questo importante referendum per un motivo semplicissimo, quello di far risparmiare 12 milioni di euro alle casse regionali, quindi ai veneti. Altrimenti lo faremo anche al di là di una scadenza di elezioni nazionali, perché l'appuntamento è talmente importante che questi 12 milioni di euro che andremo a investire su questo grande appuntamento sono comunque ben spesi. Ecco, ma quindi se passasse al referendum il sì, che il popolo veneto vuole l'autonomia, in 2 parole Presidente, ma che cosa cambia? Innanzitutto non significa che il giorno dopo saremo una regione a statuto speciale, ma sarà lo strumento, la forza, la capacità di un popolo di dire in maniera chiara cosa vuole. Questa volontà verrà portata come bagaglio di capacità di trattative da parte del Presidente Zaia nei confronti del Governo nazionale, perché c'è una parte della nostra Costituzione, titolo quinto, articolo 116, dove si prevede che le regioni possono avere una maggiore autonomia. Questa maggiore autonomia la vogliamo ottenere anche grazie a quello che sarà il peso di questo referendum.